sento una grande responsabilità e quindi affronto questa sfida con umiltà, con il rispetto per la complessità di questa città e anche con la determinazione, assieme a tutti gli alleati, le forze politiche che mi sostengono, che si possa iniziare una nuova storia e che Venezia possa essere all'altezza di quello che è stato. È ufficiale, Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico, è il candidato sindaco di Venezia per il centro-sinistra. Una scelta condivisa, ha detto nel corso della conferenza stampa a Landa di Mestre, e che lui sente come una grande responsabilità. Nel corso di questi anni c'è stata un'amministrazione, come ho cercato di dire, che ha registrato molti fallimenti e noi vogliamo cambiare rispetto a quello che c'è stato fino a qui. Nel rilanciare la necessità che Venezia acquisisca lo status di città a statuto speciale, Martella ha detto quali saranno le principali tematiche da affrontare subito, dallo spopolamento alla crisi abitativa, la sicurezza, il turismo. Questo tema dello spopolamento sarà una questione che dovremo affrontare e naturalmente per affrontarla bisogna avere delle politiche incisive che incidano sulla residenzialità, su un'altra economia che non sia solamente turistica. Per quanto riguarda la sicurezza, io voglio dire una cosa molto chiara: per noi la sicurezza è un diritto, come lo è il diritto al lavoro, come lo è il diritto alla salute. Deve essere un bene comune, deve essere un'esperienza che si vive e non deve essere uno slogan, come invece è stato nel corso di questi anni, sia per le responsabilità dell'amministrazione comunale, sia per le responsabilità del governo, che ha fatto su questi temi molta propaganda ma pochi risultati concreti. Quindi noi la affronteremo seriamente, innanzitutto chiedendo più presenza e più forze dell'ordine nel nostro territorio e quindi parlando con il governo. Il turismo deve diventare un'industria intelligente, non impattante sulla città e sui cittadini, e quindi bisogna renderlo sostenibile, mitigarne appunto l'impatto e fare in modo che non sia l'unica economia della nostra città. E ho anche detto che il contributo d'accesso non mi pare abbia dato risultati, non ha dato risultati in termini di regolamentazione dei flussi turistici. La coalizione è composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Verde Progressista più Europa, Partito Socialista, Volt Venezia e Tua, Radicali, Italia Viva e Movimento 5 Stelle.